Stamattina il sito del comune di Catania intorno alle 6 del mattino è stato vittima di un attacco hacker, un attacco informatico, si presuppone da parte di hacker russi. Prontamente il comune di Catania si è attivato rintracciando l'Agenzia Nazionale per la Cyber Security e anche chiaramente denunciando il tutto alla Polizia Postale di Catania. In un primo momento anche i servizi al cittadino, quindi i servizi interni, erano stati disattivati e quindi non erano fruibili, ma appunto grazie al pronto intervento da parte dal nostro direttore dei sistemi informativi e anche dei nostri dipendenti siamo riusciti subito a ripristinare questi servizi. Quindi voglio tranquillizzare i cittadini, nel senso che i servizi all'esterno, i servizi demografici, facendo un esempio, se oggi in questo momento si volesse richiedere un certificato di residenza o attivare una nuova carta di identità, insomma tutti questi servizi sono già sin d'ora fruibili. Il problema qual è? Che il sito è ancora sotto attacco da parte appunto di questi hacker, quindi è come se vi fossero numerosissimi accessi, milioni di accessi in contemporanea. Questo è quello che tecnicamente succede in questo momento, quindi non è fruibile ancora al 100%, stiamo però provvedendo prontamente, ci stiamo attivando sempre con l'Agenzia Nazionale per la Cyber Security e anche con la Polizia Postale, sia per individuare chi sono stati appunto gli artefici di questo attacco informatico, ma anche e soprattutto per risolvere il problema definitivamente.